Son la trasmissione Union Ladines dell'Istituto Culturale della Dolomites e di questa seconda puntata dedicata all'Unione Ladina Oltrechiusa che lo trova un parlare della storia dell'Unione Ladina, del lavoro che fa il vocabolario, la Commissione per il vocabolario, e il lavoro più importante dell'Unione Ladina Oltrechiusa perché ha curato tutti i nomi denota per conservarli, per poterli trasmandare alla generazione che inirà. E è un lavoro importante che viene fatto già da quasi 10 anni e le 12 persone che lavorano e le si riunisce nota o due alla settimana. Un altro lavoro importante è quello del nostro giornalino che si chiama Per non smentirsi, che la redazione composta da diverse persone la mette insieme tutti articoli che parlano di storia, di cultura e anche di fatti di tutti i dis, scritte in lingua ladina nella variante d'Oltrechiusa. Per chi non sa, l'Oltrechiusa è il territorio dei comuni di San Vito, Borcia e Guodo. Parlerò anche del lavoro che ho fatto a scuola, soprattutto con la maestra Lucia che la parlerà da poco, e del lavoro anche del teatro. In questo ultimo periodo ho messo in piedi una compagnia teatrale e ho fatto un corso di recitazione tenuto dal professor Claudio Michelazzi del Comelico e stavolta penso di metterlo in scena. Altro lavoro importante che ho fatto, soprattutto con la scuola, dei volumetti che sta mettendo i nomi in italiano, in ladino e inglese. Parlando del vocabolario dei nostri paesi di Guodo, Borcia e di San Vito, noi cerchiamo fare un lavoro di ricerca, un lavoro di avere a parlare con la gente anche, che anche si può cercare parole che non si sono sicure da accettare. E facciamo un lavoro di confronto anche con gli altri vocabolari della parlata che le ca intorno, e sia per le parole che per i proverbi che per i modi da dire, i posti che si chatta da un vese anche da quell'altro, in modo da avere una roba sicura, perché sono sicure che abbiamo veduto e abbiamo toccato con le mani che facciamo, e una roba che sia anche varia e anche che la possa durare per sempre anche per la gente che viene là dopo di noi. Allora, se do a fare qualche esempio, in un paese una parola si può dire in un modo e che l'altro. Se do a vedere per esempio la parola fungo in italiano, si dice fungo a San Vito, si dice sfongio a Borcia e si dice sfongo a Guodo. Allora, le qualche parola come questa che si parla e si fa discussione tra noi altri e si chatta anche in da di, però alla fine si mette di sicuro quel che si è detto. Certe proverbi, fatto per esempio quel che dice l'agnello umile al teta sette mares, che vuol dire che una persona umile la ottiene pide che la superba, oppure un altro proverbio bello è chi che va in lieto senza cena tutta la notte si remena, e che anche te has ben remenà non te has né dormì né cenà. E che tutte queste parole che nota se le dovrà forse sempre, e era anche il modo di parlare di tutti i dis, adesso tante ottes le va a finire solo sulla carta e abbiamo a chiaro che le resta sulla carta per poter godersi più tardi. Un altro punto importante è che sono dose a fare al vocabolario con la grafia che l'ha battuto 15 anni fa, Belli e Croato, che ha certi simboli fonetici, come si dice, che si dora e gli è scritti in modo particolare. Per esempio la D tagliata, la th,
interdentale e altre lettere che devono mantenere perché le sei un tesoro che non devono perdere. Io sono Lucia Talamini della Tela da Guodo e dico due parole sulla DIN a scuola. La legge 482 del 99 la dice che possono insegnare la nostra parlata a scuola e che riede della scuola piccola di Guodo, Borcia e San Vido impara a parlare, a liede, a scrivere e anche la grammatica della DIN Cadorindo Oltrecciusa. A man per sti riede è infatti passare da una parlata a che l'altra. Dal ladin, cadorin, al taglian e dal taglian al ladin. E se avete così a di al bilinguismo. E a modo di pensare che il ver della portes ha altre parlades, a che la forestes, come l'inglese che viene insegna a scuola fin dalla classe prima. Ma non è solo per sta ragione che le bene insegnare il ladin a scuola, la ragione più grande è che uno ha il dovere da tenere da conto al sapere delle nostre vecchie. La storia, la tradizione del cadore, perché non da perdere la nostra radices. Da un studio fatto da poco, le salta fuori che da qua al 2050 venirà a mangiare per il mondo al manco 250 parlades. Questo perché che una parlata non dorata la sparisse ben impressa. E nosaltres non volom che nos la din cadorin viene a mangiare. E per questo non da fare una roba sola, parlare din e impararlo anche a scuola, fin da riede. Tornando da nuovo sull'attività del vocabolario, volevo fare un esempio di quanto si discute tante volte su una parola. Come si fa per dire, Guodo parla le due parole, dassa e dema, sono due robe ben distinte, che sarà la dassa, sarà la foglia, se possiamo chiamare così, del pezuo, che toma do l'autunno, rigides, secches, mentre quelle dell'aria diciamo la dema. Se ne ha discusso tanto una sera per via che per Borcia e San Vido non poteva esistere questa parola, mentre che a Guodo è ben distinta da parte del pezuo, dall'aria, insomma. Per un antin di tempo, perché ogni tanto succede che qualche parola non l'è scritta sul vocabolario e la mia in mente perché io per la nuote che anche mare mi decido se me la scrivo se no domani me la smenteo, allora io me la scrivo e domani farò il confronto se la è sul vocabolario o no. Io per esempio che ne ho una qua è scritto passetto che ancora sono sicuro che non la è e non c'è il passetto. Nessuno sa che è il passetto. Lì è un passetto nota? No, passetto no, lì è un gancio che si incanta la cadenella di la femmina. Si chiama il passetto, io che te l'inganza esiste. Questa non la sa nessuno per esempio. Basta sai questa roba. Siccome che hai parlato perché la femmina c'è il passetto. Allora ho detto, che è della cadenella. Te pensi in quella sera che nosaltres non sapevamo niente del così che la femmina sia così. Allora mi preoccupava, sono due Vinego, tol femmine, sono due San Vido, tol Sartes, e che parlavano di sovrapponte, sottoponto, sovrapponto, busette. A un certo punto mi incontro che Arcangelo saltava sempre fuori, alguien sa di più che la femmina. Allora io domandavo, ma Arcangelo, dico, come fai a sapere tutta questa roba tu? Al mio guardare l'ha detto, me hai arrivato con 5 femmine di casa. Allora, per finire queste due puntate dell'Unione Ladina d'Oltrecciusa, volevo ringraziare la Commissione per il vocabolario, che è il lavoro più importante che ho messo in pé, e soprattutto le due persone manco giovani che le Arcangelo da Masarie e Marino Veluder, che le un archivio di parole, di fatti e di aneddoti impressionante. Volevo anche finire tutto questo discorso dicendo che tutto questo lavoro che l'Unione Ladina d'Oltrecciusa ha fatto in questi 14 anni di attività, spero che deve seminare argo i nostri dovin e della saghe una traccia per di in avanti. Perché ricordiamoci che se un popolo non conosce la sua storia, non sa neanche chi che è e non sa neanche io che l'ha da dire.